Allora, non so se può parlarne questo Fulvio Zalzio oppure la segretaria, questione medici di medicina generale. Un altro problema, abbiamo diverse situazioni che ci sono state segnalate dai telespettatori, allora dal fatto che molti medici non intervengono, non fanno a casa il tampone, non vengono, non attivano l'USCA o lo fanno in ritardo, c'è chi va per il pronto soccorso, il pronto soccorso non doveva, insomma succede di tutto, fino ad arrivare al fatto che adesso del vaccino, persone anziane che non hanno la 104, non esulano da tutto questo, semplicemente sono persone molto anziane, non sanno come fare le scale di casa, non sanno come andare, non sanno chi chiamare e il medico dice no, io comunque anche disabile non faccio ancora il vaccino. Insomma, non si sentono proprio assistiti da questi medici che nel momento del bisogno, non tutti per fortuna, perché sono quelli bravissimi, per alcuni disertano. Beh sì, effettivamente ancora non c'è chiarezza rispetto al ruolo e all'attivazione della cioè uno non sa qual è il proprio diritto, forse, certo, questo. All'attivazione delle vaccinazioni da parte dei medici di medicina generale. Ora per fortuna è stato sottoscritto un accordo qualche giorno fa in Regione sia per i medici di medicina generale che vogliono aderire e che potranno effettuare le vaccinazioni nei loro studi o recarsi presso i centri vaccinali oppure andare presso il domicilio dei propri pazienti. E questa è la questione calda. E questa è la questione che più è sentita. Ma è stato sottoscritto un accordo anche con i medici specializzandi che possono anche loro attivarsi e contattare le ULS o i centri vaccinali per poter fornire il loro supporto. Quindi diciamo che con fatica, ma insomma si sta tentando di incrementare il numero di persone che possono portare avanti, ampliare il numero delle persone che vengono vaccinate, insomma. Quindi insomma, non è semplice e da qualche giorno appunto c'è questa ulteriore possibilità. Fulvio D'Azio. Sì, non è che però se un medico di medicina di base si dichiara disponibile e quello del paese limitrofo non si dichiara disponibile, uno si vaccina a domicilio e l'altro no. Bisogna trovare gli strumenti chiari, organizzativi. Su questo io credo sia l'ULSS che dovrebbe fare da regia e individuare le figure che possono recarsi nelle abitazioni, perché ripeto, io abito a Mira e il mio medico viene a casa, quello che abita nel comune limitrofo di Dolo non ci va e la persona che ha ma nello stesso comune hai un medico che va, era per semplificare, insomma, per rendere chiaro, e le persone non sanno come comportarsi, ma questo, quando insistiamo sul fatto che non c'è ancora chiarezza, che c'è ancora confusione, non è un pregiudizio nei confronti del Presidente Zaia o di questa maggioranza, sono le testimonianze, il vissuto che le persone, non solo anziane ma anche i familiari, ma anche le persone disabili ci segnalano. C'è una situazione oggettiva ancora su cui bisogna intervenire e fare chiarezza. Ripeto, il caos non è solo perché ogni regione in Italia fa quello che vuole, insomma, e poi qui c'è tutta la questione legata al servizio sanitario nazionale, che ne abbiamo invece di averne uno, c'è un altro, c'è tutta una questione che non è il caso di aprire qua, ma qui siamo in una situazione anche che ogni ULSS fa quello che vuole. Ecco, bisogna avere un'omogeneità di comportamenti in tutto il territorio regionale e quindi anche nazionale, se no la situazione e poi si creano le situazioni di questi 330.000 altri, per cui ecco, quindi ci vuole organizzazione e ci vuole trasparenza, proprio perché siamo tutti interessati a che questo piano vaccinale, le vaccinazioni, fermo restando tutto il tema dell'approvvigionamento, si concluda
nel più breve tempo possibile, ci vorranno ancora alcuni mesi. Ma nel insomma... frattempo c'è un'altra questione che emerge in tutta la sua evidenza, ci è stata segnalata anche questa da alcuni telespettatori, persone che si ammalano, che feriscono la struttura ospedaliera o che hanno anziani fragili, sto parlando sempre di anziani fragili, non parlo degli altri più giovani, voi vi occupate di questo, che hanno bisogno di cure, avrebbero dovuto restare in ospedale un po' più tempo, eccetera, vengono mandati a casa. No, la struttura intermedia non c'è, non esiste, non si capisce dove si attiva e a casa si trovano in grossissime difficoltà per le solite ragioni, ancora di più adesso che c'è il Covid, cioè ricevere assistenza è ancora più complessa la cosa. Allora, qui diventa veramente, perché l'anziano che va in ospedale si mette a rischio, rischia tantissimo di tornare a casa col Covid o qualcosa, o comunque non resta il tempo sufficiente perché prima si libera un letto, meglio è, e viene dimesso rapidamente e tra l'altro cosa può fare? Cioè questo fatto della medicina del territorio e dei famosi strutture intermedie adesso diventa veramente una cosa sentitissima. Sì, effettivamente è uno dei problemi. C'è il parallelo, lo so, concomitante, però adesso emerge. No, infatti adesso emerge in maniera più che evidente. Noi abbiamo segnalato più volte alla Regione la necessità di attivare la medicina territoriale. Purtroppo arranca un po' perché il personale ancora non è sufficiente, quello che mancano attualmente persone, certo, c'è un sottorganico pazzesco e per cui adesso è impegnato rispetto all'attività che c'è e non può essere, come dire, distratto per altre attività. Però è un tema caldo, è un tema che noi segnaliamo costantemente negli incontri che abbiamo con l'assessore alla Regione. Per cui confidiamo che insomma, rispetto a questo tema ci sia una presa di posizione importante per sopperire a questa gravissima carenza, perché si sente, si percepisce. Assolutamente sì. E soprattutto si potrebbero diminuire i ricoveri attivando in maniera organica la medicina territoriale. Efficiente, assolutamente. Il tempo è volato. Allora, siamo giunti al termine. Io vi ringrazio di essere stati qui con noi, di essere di supporto. Un altro messaggio, ringrazio i telespettatori, mi scuso se non leggeremo tutti i messaggi, li leggiamo dopo però. Siamo chiusi ancora un paio di mesi, intanto a Venezia si parla cinese, l'Italia svenduta a 2 soldi, italiani sempre più senza lavoro. Quando capirete che il diritto alla salute non è l'unico a dover essere tutelato sarà troppo tardi, saremo dei poveri e forse sani, forse. Senza lavoro e senza pensione un domani, questo si aprono tutti dei versanti pazzeschi. Allora, voi rivolgetevi... Senza salute non c'è nemmeno lavoro e non c'è nemmeno ripresa, quindi la salute è la priorità in questa fase. E lo dice il sindacalista. La battuta in risposta ci stava, non si poteva chiudere la trasmissione. Allora, detto questo, torneremo a parlare anche di questi temi. Voi se avete bisogno di supporto, consulenza, anche di aiuto per capire come muovervi, spostarvi eccetera, chiamate le sedi dello SPCGL, chiamate anche per una consulenza sulla vostra pensione, prenotando telefonicamente l'appuntamento, non potete andare lì a bomba, comunque sono sempre disponibili nei diversi campi, nei diversi ambiti. Detto questo ringrazio ancora i nostri ospiti. Grazie a lei. Grazie a lei. E a voi invece telespettatori ci vediamo naturalmente prestissimo con un altro appuntamento, altri approfondimenti. Le puntate sono tutte sul web, sul nostro nuovo sito www.gruppotv7.com.